Tempo fa diceva che nella vita lei preferisce essere ospite più che ospitante. Quanto tempo ci ha impiegato per cambiare idea? Ci ho impiegato un paio di mesi perché dovevo riorganizzare la mia vita per avere il tempo necessario per lanciarmi in questa avventura. Mi sento comunque sempre ospite perché non sono un politico, ma mi metto al servizio della mia città. Cioè, lei andrà praticamente alle elezioni contro l'ex sindaco Fabio Chies. La preoccupa come avversario e soprattutto lei pensa di vincere? Credo che quando si inizia a giocare una partita tutti la giochiamo per vincere. Io non corro contro nessuno, faccio la mia corsa, porto la mia idea di rinnovamento e spero che Conegliano la sappia capire e che mi dia fiducia per girare questa pagina che Conegliano ha bisogno che venga girata. Io continuerò a seguire sicuramente anche la squadra di pallavolo, una squadra che ha 10 anni e che ha un'organizzazione che non si rifà semplicemente a me o al dottor Pietro Maschio, ma si rifà a tutto un team all'interno. Mi ispirerò del sindaco Brugnaro per come ha fatto. In sintesi ci può dire quali saranno i punti essenziali del suo programma elettorale? Partiremo sicuramente dalla sicurezza perché senza di quella non ci può essere economia, per poi passare all'economia, agganciare il treno dell'UNESCO, approntarsi subito al tema dell'ex area Zanussi e poi affrontare tutti gli altri temi che seguono, non dimenticandosi le famiglie che in questo momento sicuramente hanno avuto grandi difficoltà, grandi stress a star chiuse in casa, e credo che la città e il comune debba essere inclusivo a disposizione anche di loro. Secondo lei essere dirigente sportivo può aiutare un candidato sindaco nelle elezioni? Guarda, io credo che più esperienze si fanno nella vita, più si è pronti ad affrontare tutto. E per concludere, lei ha sempre avuto molto attaccamento ai proverbi, ha sempre risposto con diversi proverbi. Qual è il proverbio che propone in questo momento particolare? In questo momento direi sicuramente bevere 5 schede di mona, pancia a terra e lavorare, come dice il governatore. Tornando allo scenario di Conegliano, lei prima ha parlato di candidato, anzi di sindaco sceriffo per la città. La sicurezza quindi secondo lei è il primo problema di Conegliano? È uno dei grandi problemi se pensa che abbiamo delle aree come questo shopping center, quindi Piero Garbellotto ha fatto bene a scegliere questo centro per lanciare la sua campagna, piuttosto che il Corte delle Rose, che sono di fatto ormai presidio di gente che sta lì tutto il giorno, non sappiamo di cosa vivono, e è logico che un sindaco deve porsi questo problema, anche perché non possiamo accettare che ci siano aree degradate in generale in una comunità e in particolar modo nelle zone centrali, perché questa è un'ulteriore dimostrazione che il degrado sta guadagnando spazi in città. Secondo lei le doti di imprenditore e di dirigente sportivo di Piero Garbellotto potranno riuscire a risollevare le sorti di Conegliano? Assolutamente sì, ne sono convintissimo, guardate, è come se mi avessero portato sopra la scrivania il pedigree di Varenne.